Vedi proprio tossici che si fanno le dosi in strada in pieno giorno ormai. E poi anche di violenza proprio. Quindi per noi ristoratori o gente a cattività è anche un problema questo. A parte la questione Covid, che vabbè, quello non è colpa di nessuno e è un problema per tutti. Il problema è proprio il degrado della zona. Via Sernaglia, Mestre, laterale di Via Piave. Qui siamo a 2 passi dalla stazione ferroviaria, in uno dei noti triangoli dello spaccio della città, dove anche noi con la nostra troupe, prima di questa intervista, abbiamo assistito in diretta ad una cessione di droga in pieno giorno, nella parallela via Ortigara, dove i pusher da tempo hanno preso il controllo della strada. Nel racconto di questo residente, ciò che abbiamo visto anche noi con i nostri occhi. Spaccio continuo, è ricominciato come sempre, come l'altro anno. E sì, dai, si vede ogni giorno anche qua, spacciano, si ferma la macchina, danno i soldini e basta. E anche il ristoratore a suffragare l'ultimo rapporto del Ministero dell'Interno che pone Mestre capitale dello spaccio di droga in Italia e terza solo a Roma e Milano. La gente ha anche paura di parcheggiarmi la macchina davanti al ristorante, quindi Pieno giorno? sì, ma dalle 8 del mattino a mezzanotte. Perché sono violenti questi spacciatori? C'è anche atti di violenza, sì. È più tra loro, ma ce ne sono comunque. Spacciatori che non temono nulla, nemmeno le forze dell'ordine, di cui sembra siano addirittura a conoscenza degli orari dei loro pattugliamenti. Ci sono le forze dell'ordine, solo che hanno anche loro i suoi orari, non possono essere 24 ore al giorno qua e loro sanno benissimo quando venire. Qui nel Rione, con il noto parco Baensizza, notoriamente il luogo del degrado, si vogliono risposte, le stesse dicono che verranno chieste a breve nella cabina di voto. Noi possiamo lamentarci, dare la nostra voce, ma lì deve essere il comune a prendere una posizione.